Febrar le curt e rompipunt. No, non è uno scioglilingua, anzi, a dire la verità, è neanche un proverbi. In due proverbi metto insieme. I due proverbi che voglio lasciare, diciamo così, in questo penultimo giorno di febbraio, quindi quasi alla fine del mese più corto come noto, sono appunto due proverbi che troviamo sia sui vocabolari ma anche nei detti popolari in diversi libri. Uno in realtà è genar il fai punt e febrar gli rump, e l'altro invece è che febrar le curt ma le peix d'un turc. In entrambi i casi non c'è neanche una rima ben precisa, esatta, tra i punt e gli rump. C'è un'assonanza, così come tra Kürt e Turk, anzi c'è uno scambio di consonanti. È presto detto, ci si riferisce alle caratteristiche di febbraio e anche alla stagione in cui siamo, cioè l'inverno. Abbiamo già visto nei video precedenti diversi proverbi a partire, diciamo, dall'inizio dell'inverno, quindi grosso modo da Natale in poi, e soprattutto da dopo l'Epifania, tanti proverbi, tanti modi di dire, tante usanze legate proprio a questo periodo in cui l'inverno diciamo raggiunge il suo apice e si cominciano già a intravedere i primi segnali della primavera. Adesso che gemò una quai gemma sui ram di piante. Ecco, si vede già qualche cenno di primavera. Non ricordo qua tutti i vari Sant'Antonio, la Sant'Agnese, eccetera, eccetera, ne abbiamo già parlato. Anche all'inizio di febbraio a Candelora l'avevamo già detta, quindi siamo in questi mesi e c'è un po' un paragone con gennaio. Infatti di gennaio ne abbiamo parlato anche di esso già abbastanza, ma ecco che torna gennaio come paragone perché appunto dice genar il fai punt e febrar gli rump. Perché rompe i ponti? Parto dall'altro proverbio che forse è più semplice da spiegare, cioè quello che dice che febrar le curt ma le peix d'un turc, perché anche qui sembra una contraddizione il fatto che si continuino a rincorrersi proverbi che parlano di un tempo freddo, però in realtà si sta addolcendo, però fa freddo, però potrebbe nevicare ancora, però in realtà si sta avvicinando alla primavera. È chiaramente una stagione di passaggio. Quindi di che le curt ma le peix d'un turc, questi proverbi risalgono ovviamente a secoli fa, quindi quando l'impero ottomano era un pericolo ad oriente dell'Europa occidentale, dell'Europa cristiana, con la Serenissima e l'impero d'Austria e i cavalieri di Matta che tenevano, diciamo così, tenevano botta, tenevano il fronte contro questo pericolo incombente. E poi come tante anche altri modi di dire in cui si citano, non so, delle popolazioni che magari erano anche poco conosciute, quindi gli si attribuivano delle caratteristiche magari esagerate rispetto alla realtà. Insomma, con tutte queste premesse, era come dire che febbraio poteva avere ancora delle giornate assai rigide, è per questo che c'era questo detto appunto, febrar le curt ma le peix d'un turc. Dopodiché si dice anche che febbraio però è rompipunte. Che ponti sarebbero? Dobbiamo venire a anche al significato del mese di gennaio, perché gennaio, Januarius in latino, era il mese del dio Giano, il famoso dio bifronte, che apriva l'anno. Infatti Janua in latino significa porta. Ora, andando a scartabellare vocabolari, dizionari, pagine internet, eccetera, si può risalire appunto che c'è una radice comune a diverse lingue, non solo al latino, di qualche verbo, di qualche termine che va ad indicare un passaggio, un'apertura. E Giano infatti era invocato sì sulle aperture, sulle porte delle città ed anche sui ponti.
tra l'altro già non bifronte in alcune raffigurazioni, ma anche quadrifronte in altre, perché indicava i 4 punti cardinali. Ora, il fatto che facesse i ponti, in che senso faceva i ponti? Una spiegazione che ho trovato, a parte appunto il riferimento al dio dei ponti secondo i latini, secondo i romani, ma il ponte potrebbe essere quello che si verificava su dei corsi d'acqua che ghiacciavano, quindi se l'acqua ghiacciava in qualche ruscello, in qualche laghetto, quindi il ghiaccio faceva da ponte tra una riva e l'altra, e invece sarebbe arrivato poi la primavera che chiaramente faceva sciogliere i ghiacci e quindi questi ponti non c'erano più, per cui febbraio era quello che li rompeva. Ecco che quindi qui torna ancora un po' questa contraddizione fondamentalmente fra dei detti che lasciano presagire, pensare da un lato a un freddo ancora intenso eccetera, invece a una situazione climatica completamente diversa. Però lo abbiamo già osservato, l'abbiamo già detto, questi proverbi popolari sicuramente nati o comunque sviluppatisi in ambito agricolo, gente della campagna che osservava, anche della città ovviamente, non solo della campagna, ma comunque che osservavano molto i fenomeni atmosferici e le loro conseguenze sulla vita di tutti i giorni, e in particolare sui raccolti e poi sulle attività normali, quindi il fatto che uno dovesse muoversi, è chiaro che se doveva transitare in un posto dove non c'era un ponte faceva comodo anche il passaggio sul ghiaccio. Ora, se è questo il motivo principale, vabbè, teniamolo per buono. Io come altre volte dico che se c'è qualcuno che ci vuole far avere eventualmente altre segnalazioni, ben volentieri possiamo aggiungere qualcosa a quello che diciamo qua, però ecco, diciamo che domani, fra 24 ore, staremo per salutare questo mese di febbraio, sto febbraio, che tra l'altro è cominciato lunedì e finisce domenica, proprio i 4 settimane che poi verranno replicate come sappiamo a marzo, anche se il quale poi ha i 3 giorni in più, per cui arriva fino al 31. Questo mese di febbraio, che l'anno scorso fu bisestile, ricordiamoci, il 2020 fu bisesto, mentre quest'anno è un febbraio normale, e quindi le proprie Kürt come re del sole febbraio, e su no se rompi punto o no, in ogni caso fra un po' salidume febbraio e arriveremo al mese di marzo. Ciao a tutti!